Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06 55 10 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro paese attraverso un piccolo prelievo venoso. Lo ha dovuto chiarire il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca in merito all'indagine sierologica avviata da una settimana. Delle chiamate effettuate dagli oltre 700 volontari della Croce Rossa per contattare cittadini dal campione che parteciperà all'indagine sierologica, solo il 25% ha detto sì all'esecuzione del test al primo contatto, mentre oltre il 60% delle persone ha chiesto di essere ricontattato per vari motivi e circa il 15% si è detto pensoso, ma che per il momento sta ancora valutando. Il presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, ha comunque definito i dati confortanti e ha sottolineato la risposta positiva dei cittadini. Ognuno può fare la sua parte. È necessario e fondamentale che le persone che verranno contattate dalla Croce Rossa per i test sierologici rispondano positivamente alla chiamata. La chiamata potrà arrivare anche al cellulare. Avere questi risultati consentirà ai nostri scienziati di avere un'arma in più di conoscenza dell'epidemia nel nostro paese, ha aggiunto il ministro della Salute Roberto Speranza. È un'analisi nazionale su un campione di 150.000 persone che ci permetterà di capire esattamente cosa è successo nel paese sulla diffusione del nuovo coronavirus. Conoscere l'epidemia è un modo importante per affrontarla meglio e per vincere, ha sottolineato il ministro Speranza.